Va ora in onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Caldo. Siamo intorno ai 31-32 gradi, ma acqua del mare bellissima, spiagge strapiene, devo dire, anche durante la settimana. Beati coloro che possono andare al mare e rinfrescarsi un po' in acqua. Ma passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il nostro consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive, Armando Biasi. Ciao Armando, ci sei? Ciao Fabrizio e tutti i vostri radioascoltatori. Buongiorno a te. Allora, dove ti trovi in questo momento, Armando? Cioè a Genova? Mi trovo a Genova, ho appena terminato una delle varie commissioni di lavoro e adesso sono in attesa di iniziare un altro impegno legato alla legalità e alla lotta alle mafie. Perfetto, sempre presente in Regione Liguria ma anche sul territorio, e difatti lunedì prossimo a Ventimiglia si terrà un incontro pubblico organizzato proprio dalla Lega. Ricordo che il nostro Armando Biasi è commissario provinciale di Imperia della Lega, sul tema edilizia e infrastrutture, che sono un po' il motore anche della nostra regione. Ecco, ci spieghi esattamente dove si tiene l'incontro e a che ora, e ce lo illustri un attimo, Armando? Sì, diciamo un nuovo modo che voglio dare insieme al direttivo provinciale di portare sul territorio la voce della Lega. Noi il lunedì 20 al porto di Ventimiglia, allo splendido porto di Ventimiglia del nostro sindaco di Muro, l'onorevole sindaco di Muro, abbiamo deciso di fare una parte convegnistica dove sarà presente il vice ministro, dove sarà presente la CISL come sindacato degli edili, sarà presente Alessio Piana, che è l'assessore allo sviluppo economico, e sarò anch'io tra i relatori. Parliamo di semplificazione amministrativa, parliamo del tavolo dell'edilizia, anche in conseguenza del termine del PNRR, per cui noi riteniamo che tutto quello che passa per creare sviluppo economico nel contesto e nel comparto dell'edilizia deve avere da una parte la finanziabilità delle opere e delle infrastrutture, ma anche per i privati, per i professionisti e per le aziende una semplificazione anche nell'ottenimento delle varie autorizzazioni. Tutto questo crea lunedì 20 dalle 18 alle 19:30 un momento di riflessione, confronto e crescita, al termine un momento ludico, perché sarà l'aperitivo provinciale della Lega, per cui facciamo sia il lavoro e poi il piacere. Ecco, senti, tu ti sei speso molto, ti sei impegnato molto sul discorso della semplificazione e della sburocratizzazione. Sei stato anche sindaco di Valle Crosia, quindi conosci molto bene questo aspetto del nostro sviluppo. Ecco, ci vuoi spiegare un attimino la Regione Liguria cosa ha fatto, cosa fa, cosa può fare in tal senso? Ma diciamo la Regione Liguria può fare tanto perché legifera, quindi gli enti regionali con la riforma costituzionale sono ormai un ente che a tutti gli effetti è un secondo Parlamento, per cui noi abbiamo il compito e il dovere di di visionare le leggi vigenti nel rispetto delle leggi nazionali e riuscire a restituire ai sindaci, agli uffici tecnici, ai professionisti e alle imprese quella opportunità di semplificazione. Facciamo un esempio: a settembre andrà in consiglio, perché ha già finito il suo lavoro di commissione, la modifica della legge urbanistica 16, sono io il proponente nonché il relatore, che vede che cosa? L'acquisizione della legge nazionale sul salva casa, ma messa in un contesto normativo che possa essere facilmente e non interpretabile da parte di terzi, per garantire che sul costruito, nel rispetto di sagome e sedime, tutta una serie di difficoltà che gli uffici si trovavano, perché alcune leggi erano in contrasto, con questa norma andiamo finalmente a dare una semplificazione a questo aspetto. Questo è uno dei tanti lavori di cui mi sto occupando, come anche dell'aspetto paesaggistico, perché ritengo, avendo avuto l'esperienza sul campo da sindaco, essendo anche un tecnico di settore, sarei un ipocrita se nel momento in cui raggiungo il ruolo regionale dove si può legiferare
se mi girassi dall'altra parte. Quindi stiamo alacremente lavorando in questa direzione. Benissimo, hai spiegato la situazione molto bene, ma con te volevo cambiare pagina perché c'è una bella notizia per la Liguria. Sono in arrivo, dovrebbero essere già arrivati in questi giorni, 70 nuovi agenti della polizia locale, in particolare a Genova e Savona, dove c'è negli ultimi mesi un'insicurezza dilagante, ma anche nell'Imperiese. E proprio tra l'altro nell'Imperiese è stata istituita una nuova task force immigrazione da parte del Ministero dell'Interno, che ha già prodotto i suoi risultati nei primi giorni, primissimi giorni, ma adesso ne stanno facendo tanti altri. Sono stati rimpatriati o inviati ai CPR una quarantina di migranti irregolari, e comunque è un primo passo. Questo lo vedremo in pochissimi giorni, lì a Ventimiglia. Insomma, ci spiega un attimino dal tuo punto di vista, Armando? Allora, intanto partirei da un aspetto importante, che la sicurezza non deve avere un colore politico. Io spesso osservo in modo demagogico parte della sinistra che dà una chiave di lettura errata. Il cittadino, quando chiede sicurezza e quando chiede ordine e rispetto delle leggi, non ha un'identità o un colore, ma è in realtà un cittadino della nostra Repubblica che regolarmente vorrebbe essere tutelato. Partendo da questo presupposto, quello che in realtà si fa sempre fatica nel tema della sicurezza è mettere in coordinamento l'apparato normativo insieme a quello che sono le potenzialità e le opportunità di azione delle forze dell'ordine con i sindaci. Quindi su Ventimiglia, in provincia di Imperia, ringraziamo il prefetto, ringraziamo il ministro degli interni e il sindaco, l'onorevole Di Muro, di aver avuto l'intuizione di far sì che nel perimetro delle leggi vigenti ci fosse un coordinamento e soprattutto una razionalizzazione dei compiti affinché nessuno guardasse solo il suo piccolo orticello, perché è un altro tema dell'Italia che, avendo una suddivisione di poteri, ognuno guarda poi il proprio aspetto, rischiando che le procedure durino troppo tempo. In questo caso, con una quantità di riunioni importanti, si è arrivati a creare un modello. Questo modello ha permesso a Ventimiglia di cominciare a fare i rimpatri. Dall'altra parte, come dicevi bene all'inizio, il Ministero degli Interni ha valutato un aumento in Liguria, in provincia di Imperia, di uomini e donne che devono lavorare, che possono lavorare al meglio, perché purtroppo il fenomeno nazionale, il fenomeno delle grandi città, Milano, Roma, Torino, Genova, è diventato un fenomeno territoriale. Quindi ritengo che rispetto a quello che sento dire dal sindaco di Genova, la Salic, per cui è tutto normale, invece noi riteniamo che in un momento di emergenzialità dobbiamo creare un modello che garantisca sicurezza ai cittadini, perché al mattino quando si svegliano, prima di pensare a chi votare, pensano se riescono a tornare a casa. Ecco, senti, ma sul territorio volevo sapere da te, che lo vivi quotidianamente, questo imbuto d'Italia, come lo chiamo io, che è Ventimiglia, è l'estremo ponente dell'Imperiese, rispetto a qualche anno fa, quando mi ricordo c'erano stati accampamenti sul Roia, c'erano stati veramente problemi, la gente aveva paura di uscire di casa a Ventimiglia. Grazie anche al nostro sindaco Flavio Di Muro, che tu hai citato, grazie anche ai provvedimenti del governo, è migliorata un po' la situazione o no? Allora, diciamo che Flavio 3 anni fa ha ereditato una città allo sbando, ha ereditato una città che purtroppo viveva di questi conflitti internazionali tra Italia, Francia e altri paesi del nord Europa che bloccavano i flussi. Quindi Ventimiglia era un tappo, perché essendo la prima città internazionale al confine francese si trovava che con i respingimenti alla frontiera trovava bivaccamenti, trovava tende abusive sotto i fiumi, sotto i ponti in prossimità dei fiumi, e quindi Flavio ha fatto un lavoro incredibile di pulizia, di ordine, e adesso sicuramente diciamo che al 70% quell'emergenzialità che era nata in quel periodo è stata risolta, ma manca quel 30% che si sta risolvendo
con le norme vigenti, perché noi non abbiamo la presunzione di andare contro legge, noi non ce l'abbiamo contro chi viene in Italia per lavorare, per produrre, per essere integrato, ma ce l'abbiamo con chi nel perimetro della non legalità non rispetta questi principi. Bisogna rispettare le regole. Perfetto, allora ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata e un buon lavoro. Ciao Armando. Grazie a voi, buona giornata. Grazie ancora al nostro consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive Armando Biasi, e passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata, che è l'altro nostro consigliere regionale e vice capogruppo in Regione Liguria, Sandro Garibaldi. Ciao Sandro, ci sei? Ci sono. Buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno a te. Dove sei in questo momento? Dove ti trovi? In questo momento Sandro? sono a Chiavari perché oggi avevo commissione, ma purtroppo avevo anche un altro impegno e quindi ho dovuto scegliere di rimanere nel Tigullio. Sempre sul territorio, privilegiamo Certo, sempre il territorio. no, per forza, perché Perfetto. avevo due appuntamenti Senti, con dei sindaci questa mattina. a proposito di territorio, io proprio ieri ho letto una notizia che riguarda il parco di Portofino, e i nostri radioascoltatori sanno benissimo che c'è una querela in atto, la maggioranza dei comuni limitrofi a Portofino e il comune di Portofino stesso sono d'accordo con Regione Liguria di mantenere a 3 l'area del parco, ossia i comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure e Camogli. Una piccola minoranza vorrebbe invece estendere, incluso addirittura 10-11 comuni, che secondo me è veramente troppo. Anche io, abitando un po' vicino a questo territorio, ritengo che sia un po' una cosa diciamo contro chi abita e chi risiede in zona, ma anche sul discorso ambientale non serve assolutamente a niente. Cosa è successo? Il tribunale ha dato torto agli ambientalisti e ha dato ragione agli amici del Monte di Portofino, che dicono: beh, intanto sistemiamo il parco nazionale a 3 comuni, come è sempre stato e come vuole la Lega, giusto Sandro? Sì, su questo per fortuna diciamo che la giustizia ha fatto il suo corso e siamo arrivati forse alla querela finale. Regione Liguria ha sempre tenuto questa posizione, che poi è la posizione dei sindaci del territorio, a parte uno degli 11 comuni coinvolti, gli altri sono tutti contrari, e quindi è chiaro che Regione Liguria segue sicuramente i sindaci che sono ancora di più sul territorio. Quindi davvero mi fa piacere che gli amici del Parco di Portofino abbiano accettato questa condivisione con la Regione Liguria di iniziare a fare il Parco Nazionale a 3, che è la cosa più sensata, e poi man mano, se ci saranno i presupposti, nessuno vieta che un domani, fra qualche anno, si possa anche allargare a qualche altro comune vicino, sempre chiaramente con la volontà dei cittadini che risiedono in quella città, in quel comune, perché è chiaro che le scelte dall'alto imposte non vanno assolutamente bene, quindi ci deve essere massima condivisione col territorio. Questo non solo per quanto riguarda il parco, ma in tutte le situazioni. Non sempre avviene questo, ed è anche per quello che c'è una disaffezione nella parte dei cittadini nella politica, perché è chiaro che se un cittadino o il sindaco sono contrari e gli viene imposto da Roma o da qualche ente di fare una cosa, è chiaro che poi dice: ma allora cosa andiamo a votare? Votiamo una parte e poi comunque veniamo castigati perché le scelte vengono prese dall'alto. Quindi a maggior ragione bisogna lavorare sul territorio sempre di più vicino ai cittadini. Questa è una cosa che la politica deve capire, deve cambiare e andare in quella direzione. Benissimo, ecco, senti, ti volevo chiedere un'altra cosa su Portofino. Passiamo un po' all'argomento più estivo, c'era il problema anche di chi si avventurava sul monte, che ricordiamo è sempre un parco, attualmente parco regionale, ma sempre un parco, e tra l'altro molto impervio, ci sono cantieri, segnati, tutto bene, eccetera, però c'era gente che dal mare saliva su addirittura in ciabatte, quindi poi
chiaramente qualcuno purtroppo si faceva male o si perdeva o rimaneva bloccato, eccetera, quindi interventi del vigili del fuoco con l'elicottero, del sanitario, del 118, tutto insomma si vede anche a carico regionale. Insomma, ci sono stati degli altri casi quest'anno o finalmente si sono proprietati e hanno infilato le scarpe giuste, almeno quelle da ginnastica, per andare sul tunnel dentro il modo di protezione? Purtroppo qualche caso è successo ancora e purtroppo presumo che succederà anche prossimamente in quest'estate, perché c'è sempre qualcuno che non segue i consigli, che sono state fatte messe anche delle cartellonistiche apposite. È chiaro che chi si avventura su un sentiero in un parco deve avere quantomeno le calzature adatte, no? Perché è chiaro che se va con dell'infradito poi nascono dei problemi, e questo è una cosa che non siamo più responsabili di noi stessi certe volte, e poi questo ricade perché c'è un costo per i cittadini che ricade su tutti noi, quindi è un problema grande che non è semplice da gestire. È chiaro che poi gli interventi di recupero o con l'elicottero o con i volontari ha un costo, oltre alla persona che chiaramente dispiace che si è fatta anche male. Però bisogna che tutti ci rendiamo un po' responsabili di noi stessi. Lo stesso vale durante le allerte, no? Quando ci sono le allerte rosse, le allerte arancioni, c'è gente che non segue le indicazioni e poi si va a cacciare nei guai, addirittura rischia la vita, qualcuno purtroppo a volte l'ha anche persa, e dobbiamo veramente essere un po' più responsabili di noi stessi. Questo è in linea generale. Perfetto, senti, rimaniamo sempre in tema. Allora, caldo, siccità qua a Genova, nel Levante genovese, c'è un po' il discorso, adesso sta montando questa storia della battaglia, della guerra del Brugneto, che è l'invaso che serve un po' il genovesato ai confini con Piacenza. E la situazione attualmente, come vedete nella partita, siamo intorno a 31-32 gradi oggi, l'altro bollino rosso la situazione del lago di Brugneto è da un qualche anno che crea qualche problemino, e sono stati rilasciati anche l'anno scorso migliaia di metri cubi verso il Piacentino per i campi, per altre cose. Quindi sicuramente credo che anche quest'anno, se c'è la possibilità, la Regione Liguria darà la possibilità di un aiuto anche alla regione vicina. È chiaro che le priorità poi sono quelle rispetto ai campi, magari ci sono le famiglie e gli acquedotti che hanno una priorità su questo, quindi dipende quanti metri cubi ci sono di riserva attualmente nel lago del Brugneto. Però colgo l'occasione, e io ho già fatto diverse interrogazioni, diverse mozioni in merito, bisogna, ripeto, costruire, cominciare a progettare qualche altro bacino, perché andiamo in un periodo sempre più siccitoso e quindi non abbiamo poi riserve d'acqua. Oltretutto, come avevo scritto io nelle richieste che avevo fatto nelle interpellanze nei confronti del Presidente della Regione, prima Totti, adesso ne farò qualcun'altra con Bucci, quella di iniziare a lavorare in questo senso, iniziare a individuare delle aree idonee dove poterli costruire, anche se non sono bacini enormi, non è un problema, possono essere che tanti più piccoli che sono meno impattanti. Questi aiutano sia per le riserve d'acqua e aiutano anche in caso di piogge, perché è chiaro che un bacino raccoglie durante la pioggia questa fortissima pioggia che arrivano in poche ore e rallenta la discesa a valle dei torrenti, dell'acqua dei torrenti, quindi c'è un doppio servizio con un unico investimento. Quindi davvero è un'opera che dobbiamo cominciare a lavorare e a ragionare in questa. Benissimo, allora ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata e un buon lavoro, il nostro tempo anche con te è terminato, e buon bagno, ci vai a fare il bagno oggi? Non ho capito. Ho detto, ci vai a fare il bagno oggi? Lì nella bellissima Chiavari? No, non riesco oggi, ho ancora diversi impegni. No, forse sabato, vediamo. Tra l'altro siamo anche là, abbiamo la notizia a Chiavari, grazie al comune di Chiavari ci sono ombrelloni di solaio a 5 euro, giusto? Sì, c'è questo problema, ma insomma l'ho detto problema perché c'è anche una diatriba con
di stabilimenti, tra l'altro, perché è chiaro che questa cosa da una parte aiuta, dall'altra ha creato un po' di problemi, di disagio nei confronti dei balneari, perché se fosse stato fatto e detto prima di fare le gare per i balneari sarebbe stato opportuno, perché così quantomeno uno sapeva che poteva avere una concorrenza. Così diciamo che è stata fatta una cosa dall'amministrazione di Chiavari non proprio correttissima. Ecco. Comunque i cittadini ne possono usufruire e questo è un bene, ok? E questo è un bene. Perfetto, grazie ancora Prego. al nostro vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi, e per il momento da Genova, dalla Liguria è tutto, linea a Milano da Fabrizio Graffione. Avete